Testimone, buona testimone, ci siamo visti là. Diciamo com'è andata? La verità. L'ho chiamato, lui era a New York, era il 15 di agosto, ho detto perché non andiamo a Denver? Ho detto ma è impossibile. Ho appena sentito Lapo Pistelli e ci ha detto, lui a suo figlio, che non c'è posto in albergo, non ci sono voli aerei, non c'è l'acqua, cioè, ci ha messo giù per terra. Io mi sono messo lì al computer e abbiamo trovato gli aerei, fittato un camper e passato 7 giorni bellissimi in giro per il Colorado, conclusi nello stadio che tutti abbiamo visto nei filmati che sono passati anche in Italia, più o meno così. Sono stati visti da milioni di persone sui nostri siti internet. Denver è la città simbolo, questo mi veniva in mente stasera arrivando qui. E ogni elezione americana ha una città che diventa il simbolo di una campagna elettorale. Denver per lo stadio pieno, la prima volta che una convention si chiude open air, e Denver con le 100.000 persone di sabato scorso, un altro grande appuntamento. Siamo stati lì una sola volta, speriamo di tornarci con Obama presidente. Noi ci siamo andati perché pensiamo, come moltissime persone al mondo, che per come è andata la storia della terra, dei terrestri in questo scorcio di tempo, l'elezione del Presidente degli Stati Uniti è una cosa che riguarda un pochino tutto il mondo, soprattutto quando c'è uno che speriamo ci metta di suo per sconfiggere l'impostazione unilateralista in politica estera che tanti danni ha fatto in questo mondo. E però al ritorno abbiamo anche visto qui in Italia che c'è stata un'onda certamente di obamismo come moda e direi non come cultura, ma c'è anche una sorta di onda contraria. Per esempio nel Parlamento italiano ce n'è una che si è espressa ieri durante il dibattito sul decreto Gelmini, non è stato pubblicizzato. Il presidente dei senatori della Lega Nord ha detto: Maria Stella, ti appoggiamo in tutto, però una cosa non possiamo tollerare, quando tu dici che nelle tue scelte era una bugia, ma lui non se n'era accorto, ti ispiri a quell'Obama. È partito un urlo dai banchi del PD: forse è troppo scuro per voi. Non ha risposto. Maria Stella, le abbiamo offerto di far innervosire ancora di più Bricolo, si chiama così il capogruppo della Lega al Senato, con una simbologia, con una di queste spillone, ha, come in tutto il dibattito sulla scuola, reclinato l'offerta, chinato il capo ed è stata zitta. Un altro intervento è stato pessimo, quello di Cossiga, dove per criticare il Partito Democratico Italiano ha detto: voi non siete niente perché siete solo quelli che appoggiano Obama in Italia. Allora, la finisco qui perché così lasciamo parlare anche gli altri. Noi abbiamo vissuto fuori dalle delegazioni ufficiali questa avventura americana. C'è stato anche un episodio dove siamo stati inseguiti dalla polizia di Denver come i famosi nazisti dell'Illinois nel film Blue Brothers, perché senza volerlo qualche cosa, piccola infrazioni col camper ne abbiamo fatto, ci siamo avvicinati troppo alla zona rossa. Però una cosa diciamo, che dietro la moda c'è uno sforzo razionale che è tipico dei politici più intelligenti del mondo occidentale di risolvere alcuni problemi, ridare un'identità e una speranza alle classi medie, ristabilire una leadership ideale nella testa degli americani piuttosto che nel mondo, stabilire alcune priorità economiche che attengono alla economia reale, e lo dico avendo ascoltato il dibattito che c'è da quelle parti da un anno a questa parte, e non da quando Wall Street è crollata, e non l'economia di carta in cui tutti noi ci siamo beati in tutto questo tempo. Allora noi diciamo che dalla vittoria di Obama, incrociamo le dita, dalla vittoria che deve vedere protagonisti gli sforzi di tutti gli amici che stanno facendo il porta a porta in questo momento negli States, può nascere un'idea nuova di politica che può realizzarsi anche dalle nostre parti. Una politica basata sulla verità, sulla semplicità della comunicazione, però anche direi sulla genuinità del cuore di chi la pronuncia. Un signore che viene da una famiglia che non era ai vertici del suo paese nei 100 anni precedenti né nei 50 precedenti, e che può essere, direi, il simbolo
di quell'ascensore sociale, di quel premio ai meritevoli che vogliono andare avanti nella vita, e che può essere anche un capitolo del programma dei tanti democratici, con partito o senza, in questa Europa e anche in quest'Italia, se volete. Grazie. Io aggiungo che cosa, siccome però su questo qui non è d'accordo, sono favorito di essere l'ultimo a parlare. Io dico due cose: sono d'accordo con Francesco sull'ascensore sociale. Pensate che Obama, l'ho letto mentre eravamo lì, alla convention del 2000 non è riuscito a entrare perché non aveva l'accredito. Nel 2004 ha fatto il discorso di cui tutti sappiamo, nel 2008 l'abbiamo visto entrare su quella passerella come colui che realizza il grande sogno americano. Io penso che se entrando così in questa volata finale riesce anche a portare a casa un risultato su una battaglia elettorale complessa, lo diceva Francesco Rutelli, non è una campagna elettorale, sono 51 diverse campagne elettorali. Quelle negli stati dove hai vinto già, quelli negli stati pochi dove hai perso già e poi in quelli dove te la giochi. Se Obama riesce a farcela, probabilmente anche noi in Italia possiamo ribaltare questo trend. Lo diceva Walter Veltroni a Denver, io ci credo molto. Importerei tre cose: l'approccio fair che si ha quando qualcuno per il bene del proprio paese decide di cambiare campo e di sostenere un candidato, l'abbiamo visto con Powell nelle ultime ore. La capacità di quel grande partito, il Partito Democratico, di ritrovarsi e di unirsi davvero dopo delle primarie che sono state davvero all'ultimo sangue. Quella è una capacità che noi dovremmo, come dire, un po' di più recuperare, e poi, questo è il mio sogno, arrivare finalmente anche in Italia a una semplificazione bipartitica del nostro sistema istituzionale. Grazie e buona serata. Grazie. E continuiamo con il senatore Vincenzo Vita.